Buongiorno care persone all'ascolto, un saluto da Un sorriso in più Ollus, io sono Paolo e per la rubrica Un viaggio nell'arte oggi vorrei raccontarvi non tanto di uno specifico quadro o di una specifica statua, ma del luogo dove i quadri e le statue generalmente si trovano quando noi li vediamo, ossia i musei. Mentre vediamo sul nostro schermo delle opere d'arte famose o dei musei famosi in tutto il mondo, pensiamo per esempio al Louvre, pensiamo per esempio ai musei vaticani a Roma, ci dobbiamo interrogare su quando nasce il museo. Il museo nasce ad Alessandria d'Egitto 300 anni prima di Cristo e essenzialmente era concepito come una specie di biblioteca, quindi il museo, il luogo delle muse, era un luogo dove i sapienti dell'epoca si trovavano per discutere, per fare ricerca, ma non per ammirare opere d'arte come statue o come quadri, perché era qualcosa di diverso al tempo. Sarà soltanto con i Romani che piano piano si inizia a collezionare le opere d'arte. Le grandi famiglie romane, quelle ricche, iniziano ad acquistare magari quadri, magari statue, magari degli arazzi, ma ovviamente non le rendono fruibili a chiunque le voglia vedere. Esclusivamente queste collezioni private sono all'interno delle case e sono godute dai familiari stessi o dagli amici o dagli ospiti, ma in ogni caso non sono qualcosa apprezzabile da chiunque. E allora, pian piano che il tempo passa, vediamo dapprima come il ruolo della Chiesa è importante da questo punto di vista perché nel Medioevo le chiese si riempiono di opere d'arte e le chiese sono accessibili, queste sì, almeno generalmente, a chiunque e quindi le persone, chiunque, sia il ricco sia il povero, quando si reca in chiesa per pregare la domenica, vede queste opere d'arte e ne può godere. Però ovviamente l'idea dell'opera d'arte e del museo in questa fase è ancora totalmente diversa rispetto a quella che noi abbiamo oggi. Sarà soltanto circa nel 1700, con lo sviluppo di idee che vogliono che tutti gli uomini siano uguali e che tutti gli uomini quindi possano vedere il bello, possano avere diritto a usufruire della visione di opere d'arte, di arricchirsi come persone, che si sviluppa l'idea del museo come noi la intendiamo oggi, quindi un luogo fisico dove le persone liberamente, pagando magari un prezzo di un biglietto, possono recarsi per vedere delle opere che, ovviamente descritte, possono trasmettere loro qualcosa. E questa idea si sviluppa a Firenze attorno al 1700, si sviluppa anche a Roma. I musei vaticani vengono creati più o meno in questa epoca. Ma non soltanto i musei vaticani saranno tra i primi, ma saranno anche tra i più importanti, perché ovviamente Roma ha tutta una serie di reperti che vanno dal 2000 a.C. fino ovviamente ai giorni nostri. Quindi l'idea del museo non basta in questa fase, iniziano a crearsi dei musei particolari per periodi storici o per determinate opere. Ora, i musei che ospitano soltanto dei quadri si chiamano pinacoteche, i musei che ospitano soltanto dei caichi di gesso di statue si chiamano gipsoteche. Quindi abbiamo anche una differenziazione. Pensiamo per esempio all'esistenza oggi di musei archeologici che non ospitano dei quadri dei giorni nostri, ma ospitano soltanto dei reperti antichi. Ecco che quindi l'idea del museo come luogo dove tutti possono andare a usufruire del bello, allo stesso tempo conosce una diversificazione, tante opere d'arte che vengono sempre più catalogate in diversi periodi storici per diverse correnti artistiche.
E arriviamo quindi ai giorni nostri. Ai giorni nostri il museo è un luogo dove tutti, dal più piccolo al più grande, possono andare, possono vedere le opere che gli interessano e hanno ogni persona ha diritto ad una spiegazione di quello che vede e a tornare a casa pensando di aver visto qualcosa di bello e che quel qualcosa se lo potrà ricordare anche a distanza di tempo. Ed è una cosa che a me sembra molto molto bella da condividere e spero che tutti noi potremo vedere sempre più opere d'arte in queste settimane, in questi giorni, in questi anni. Vi ringrazio per il tempo per cui mi avete ascoltato, vi saluto e alla prossima volta.